Il connubio mare e monti non è mai stato così buono. Prima di iniziare vi svelo un trucco per non far muovere il tagliere. Con una pezza o un pannetto umido lo poggiate sotto, ci poggiate sopra il tagliere e non si muove più. Vi tagliate le zucchine a quadratini. Potete tagliarle anche in maniera irregolare, così qualcuna mentre cuoce si scioglie. Dai gamberetti togliete questa, che è la testa, il carapace e l'intestino. Filino d'olio, spicchio d'aglio e una puntina di peperoncino. L'olio è caldo e aggiungete le zucchine e le lasciate cuocere. Che poi questa ricetta è perfetta quando la dovete inviare alla persona che dovrà cucinarvela o assaggiarla. Sfumate con un goccino d'acqua. Quando le zucchine sono quasi cotte, prendete due pomodorini e ve li sfragnate dentro. E aggiungete i lupini, che poi se la vogliamo dire tutta, i lupini costano la metà delle vongole e sono più saporiti. E terminate la cottura in padella. Ma io mi chiedo, se ancora non mi segui, cosa aspetti a farlo? Un filino d'olio per lucidarla e alla fine andate ad aggiungere i gamberetti. Questa è la ricetta perfetta quando non sai cosa cucinare.